We welcome you, brothers and sisters. I want to welcome and greet all other ministries all over the nations, wherever you are. Those of you who follow this ministry, those of you who get fed, encouraged every week from this ministry, we welcome you here. Today we have a special guest. He is originally from Italy, but he has traveled for many years in South America, where he started a church, and then other churches came out of it and other ministries came out of it. This is a man that has a lot of experience, and you're going to be blessed to receive from the experience and the grace that God has placed upon this man's life. His name is Pastore Rodolfo Pronesti, and I would like you to give him a wonderful hand of applause and greet him once again in Jesus' name. Buongiorno e pace. Good morning and peace to you. Voleva dire che ringrazio il Signore per i vostri pastori per averle conosciuto in questo tempo. I thank God for your pastors that I've recently come to know. È veramente una gioia per me essere con voi in questa mattina. It is a wonderful blessing that I am with you today. E il pastore e la pastora mi hanno chiesto di raccontare un po' la mia testimonianza. And pastors asked me to share my testimony. Veramente per tante persone quella mia testimonianza la considerano molto forte. Many people consider my testimony as a very strong testimony. Io ricordo quando era in Bolivia, in Ecclesia, in la TV. When I was in Bolivia, in the church in Bolivia. Ecclesia, in la TV. And church and in Television, the TV. ecco, chiesa. No, Ecclesia è il nome della chiesa in Bolivia. It's the name of the church. È una Ecclesia. chiesa molto molto grande in Bolivia. It is a very big church in Bolivia. E loro mi hanno portato giustamente per raccontare la testimonianza. And they came to so that I can share the testimony. E io gli ho chiesto se volevano la vera testimonianza o la spettacolare. And I asked them whether they wanted the true testimony or that which is spectacular. E loro mi hanno detto no, vogliamo la vera. And they said, no, we want the true testimony. Così che comincerò con la vera testimonianza. So I will share the true testimony. Sono sposato con la stessa donna di 44 anni. I've been married to the same woman for 44 years. Quella è una testimonianza. That is a big testimony. The true testimony. Anche abbiamo 5 figli And we have 5 children e 15 nipoti. and 15 nephews and nieces. Wow. Wow. That is a testimony. 4 delle mie figlie sono pastori 4 of my children are pastors, e tutti stanno nel ministero. and everyone is in the ministry. Tante persone mi chiedono come l'ho fatto, And many people ask me, how did you do that? ma quello sarà per un'altra riunione. And that will be for another time. Ora la testimonianza, quella spettacolare And now the testimony that which is che spectacular, tutti vogliono and ascoltare. everyone who wants to listen to it. Io sono convertito al Signore 45 anni fa. I gave my life to Christ 45 years ago. Io quando era giovane mi ha preso i carabinieri montati. They have carabinieri have took me, Sì, e mi hanno ammazzato letteralmente and they have killed me literally. da colpo di bastonate. And they have really In- gave me beaten with rods. In quel tempo in Argentina il governo era dittatoriale, In that time, the government in Argentina was in dictatorship, così che la persecuzione era normale, so persecution was something normal, senza senso ma normale. without sense, but it was something E in normal. quel tempo io sono rimasto sul pavimento morto. And that I laid on the floor dead, È uscito del mio corpo and I came out of e my mi ho body, trovato con Dio. and I found myself with the Io Lord. non era credente I was not a believer at the time, e lui mi ha detto: and he told me, per le preghiere della tua nonna, because of the prayers of your grandmother, e io l'ho visto a lei in ginocchio pregando, and I've seen my grandmother on her knees praying for me, vai indietro. you are going back. E io sono risuscitato, And I have been resurrected. tutto il mio corpo stava insanguinato, All my body was with blood, era quasi nudo, almost dead.
così mi avevano lasciato. and that is how they left me. Ho trovato un telefono I found a phone, e ho chiamato la mia mamma and I called my mother, e lei non poteva credere che io essere vivo. and she couldn't believe that I was alive. Mi stava cercando con la vara per sotterrarmi They were searching for me, e quando mi ha visto and when she saw me, e mi ha detto cosa ti è successo? and she asked me, what happened to you? Io ho detto non lo so, And I said, I don't know, ma il mio angelo custodio mi ha guardato. but the angel had taken care of E me. quando mi hanno messo sotto la doccia And when they have put me under per fare, the shower, okay, ecco, per fare correre il sangue, so vedere le that they mie can remove ferite and cleanse the blood, e vedere le mie ferite, so they can see my non aveva manco un injuries. graffio, non and aveva I manco un didn't have graffio. not even a scratch, Tutta la mia pelle stava benissima. and all my body was intact. Da lì in avanti la mia vita è cambiata From now on, my life has radically a changed 180 gradi. at 180 degrees, Dio è fedele. because God is faithful. Dio ascolta le tue preghiere per le tue figlie, God is answering the prayers for your children, anche per le tue nipoti, even for your nephews and nieces. perché la preghiera di una donna Because the prayer of a woman, mi ha permesso a me essere oggi per dirti queste parole. it's made it possible for me to tell you these words. Questa mattina cercherò di parlargli un po' di quello che il pastore... Sì, l'ho detto, sono stato frente a lui. Sì, sono stato frente a Gesù. E Dio esiste, stai tranquillo, Dio esiste. Okay. Quello io non God mi non mi sono convertito per nessuno che mi ha parlato. I wasn't converted for anyone who has spoken to me. Io mi sono convertito perché ho visto a Dio. I have been converted because I've seen God. Ma ti voglio dire che non è giustamente quello che hai bisogno. But I want to tell you that you don't need that. È soltanto aprire il tuo cuore e accettare a Gesù nella tua All you vita. need is to open your heart and accept Jesus in your life. E io pensavo, no? And I was Quando thinking, stavo ascoltando al pastore parlare su figli, sui padri, figli, when I was listening to Pastor speaking about Oggi the fathers cercherò- and the children, oggi cercherò di fare un discorso in una ora I will try to speak in an hour che ti possa lasciare qualcun seme nel tuo cuore. so that it will leave you a seed into your heart. Guarigione, cosa è la guarigione? What is healing? Esiste un medicamento, una medicina A medicine exists così tanto potente that is so powerful da guarire tutti i mali e le malattie conosciute that it dell'uomo. will heal any diseases that are known to man. Non ha degli effetti collaterali It doesn't have any side effects, cattivi, bad. anzi On the other side, è sicura in grandi dosi. it is very secure in Se every si way. prende ogni giorno seguendo le istruzioni, Because if you take it every day, si può prevenire qualsiasi malattia according to instructions, it will prevent any e type of godere disease, di una salute straordinaria. and you will have a wonderful health. Sembra troppo buono per essere vero, It is so good to be true, ma ora parleremo di but now we will questo speak about this tra 5 minuti. within 5 minutes. Come posso arrivare io alle promesse di Dio? How can I arrive to the promises of God? Dobbiamo modificare la nostra metodologia, We need to change our way of doing things. perché la più grande debolezza della Chiesa moderna Because the most weakest part of today's church, è che non si riproduce, it doesn't reproduce, anche se aumenta di numero, even though it increases in number, perché non fa figli, because it doesn't make children, fa solo discepoli. but does only E disciples. questo genera una divisione di membri This will create a division between tra members, ministri, laici e clero. ministers and the clerical stuff, Perché essere un padre because being a e father figlio and son spirituale that is spiritual, era il vero fondamento del ministero apostolico. that was the foundation of the apostolic ministry. Fine l'anno 330 dopo di Cristo At 1830 after Christ, AD, era il metodo della Chiesa. that was the method of the church.
Perciò mi è piaciuto tanto ascoltare al pastore dire quello che ha detto And that is why I really enjoyed what Pastor was saying earlier on. e le vi dirò perché. And I will tell you why. Noi abbiamo cominciato con il congresso di paternità spirituale We have started with the congregation of the spiritual paternity 25 anni fa, 25 years ago, quando nessuno parlava di paternità. when no one was speaking about fatherhood. Abbiamo fatto quel congresso a tutto il mondo. We have done this congregation to all the world. Lo abbiamo fatto in Italia, in We have America, done it Italy, Brasile, Brazil, Messico, Mexico, Spagna. Spain. In ogni posto dove ci hanno chiamato abbiamo fatto quel In congresso. every place that they have called us to go, we went and did this Perché congregation. paternità spirituale Because spiritual fatherhood, è il fondamento della it is Chiesa. the foundation of the church. Questo non vuol dire che noi governiamo su di le persone. This is, we're not telling you that we govern over Vuole dire che individuals. noi siamo quelli che dobbiamo vedere alle persone come figli. This means that we need to deal with people as children. Cosa fai tu per il tuo figlio? What do you do for your child? Dimmi, Tell me. cosa fai? What do you do? Noi, Everything. quelli che serviamo a Dio, We, those who serve quando Christ, si parla di apostoli, when we speak about apostles, l'apostolo an apostle oggi today ha diventato la cappa, is the peak, ma invece nella Bibbia but the Bible è il fondamento, is the foundation, non la cappa, not the peak, è il fondamento, the foundation. dove tutti possono pisare But who everyone can rely on per crescere. so that they can grow. E il fondamento della Chiesa And the foundation of the church è famiglia. is the family. Quello è il fondamento della That is the Chiesa. foundation of the church. Amen. Non quello che ti vogliono fare credere. And not what they want you to think it is. Ci stanno quelle che lo fanno male, There are people who do it Sì. not well. Yes, there are. ma anche ci sono dottori mali, But there are Cattivi. even doctors who do not practice well. teacher cattivi. And they are evil. Ci sono o no? There are, yes. Non per questo Yes. tutti i dottori sono cattivi. But that doesn't mean that all doctors are evil. Uguale succede nella Chiesa, uguale. It's the same thing in the church. Una domanda che noi facciamo quando cominciamo il congresso di paternità. And that is one of the first questions we ask when we do the congress Noi. of spiritual fatherhood. Tu You. lascerete i tuoi figli Will you leave your children nelle mani di una persona che tu non conosci? in the hands of someone who you do not know? No. Ti faccio questa domanda. I will do this question for you. Per cosa Dio For what did God ti affiderà le sue figli will give you in his se children non ti in his conosce a hands te? if he doesn't know you personally? Think. Hai capito? Are you understanding? La Chiesa The church, non è un club, it is not a club. Amen. è una famiglia. It's a family. Se io ti vedo If I'm seeing you e Dio ti ha affidato a me, and God has given yourself to me, è trusted perché me, Lui vuole che io mi prenda cura di te and he wants me to take care of you e ti aiuti and to help you a crescere, to grow, a sviluppare la tua to vita, develop your life, a aggiungere tutto quello che Lui ha per te, to add things that he has a for you, imparare le sue promesse. to learn his promises. Ci stanno quelli che sono capaci di ubbidire There are those who want to obey, e ci stanno quelli che fanno la sua. and there are those who want to Sarà do sempre his così. will. It will always be the same. Sarà sico sempre, sempre. It will be like that forever. Ma metti i tuoi occhi But put your eyes su quelli che fanno il vero, on those who do the right thing, che fanno il bene who do the right e things, crescerai bene, and you will grow well. perché Dio ti vuole benedire. Because God wants to Qualcuno bless può you. dire amen? If someone says amen, amen. Perché Dio vuole sviluppare in te Because God wants to develop in you il suo carattere, his character,
non il mio, not my character, il suo but carattere. his character. Perché il carattere Because the character ti porterà will take you dove il dono non ti porterà mai. where the gift will not take you. Amen. Il dono ti porterà a essere conosciuto, The gift will take you to be recognized. ti faranno l'applauso They will clap at you. e diranno wow, And they say, wow. ma il carattere But the character ti porterà al di là del dono will take you beyond e the ti gift. farà andare diritto And it will take you tra quello che Dio ha per te. straight for whatever God has for you. Perciò oggi, So that today, detto questo, when I'm saying this, possiamo cominciare a parlare we can start speaking about, di quello che sembra troppo bene per essere vero, to speak about things that are too good to be true. la guarigione divina, The divine healing. la medicina così potente che può guarire ogni cosa. The so powerful medicine that is able to heal everything. Posso testimoniare I can testify per la parola di Dio for the word of God, e per la mia propria esperienza with my personal che experience, quella medicina that soprannaturale medicine, supernatural medicine, esiste exists. e per di più And to add to that, è a tua completa it disposizione is at your full availability ad ogni momento e ogni giorno. every time and every day. Non hai bisogno di chiamare il tuo dottore You don't need to speak to your doctor per trovare quella medicina, to find that medicine. nemmeno andare in farmacia. Not even going to the pharmacy. Tutto ciò che devi fare All you need to do è aprire la tua Bibbia is open your Bible. in Proverbi 4, 20, 24. Proverbs 4, 20, 24. 24. E seguire le istruzioni lì riportate. 2024, right? Yeah. Yes. My son, give attention to my words. Figliolo mio, My son, sta attento alle mie parole. give attention to my words. Inquina l'orecchio ai miei detti. Incline your ear to my sayings. Non si dipartano mai dai tuoi occhi. Do not let them depart from your eyes. Servali nel fondo del cuore, Keep them in the midst of your heart, perché sono vita per quelli che li trovano for they are life to those who find them, e salute per tutto il loro corpo. and health to all their flesh. Custodisci il tuo cuore Keep your heart più di ogni altra cosa, with all diligence, poiché da esso procedono le sorgenti della vita. for out of it springs the issues of life. Rimuovi da te la perversità della bocca Put away from you a deceitful mouth, e allontana da te la falsità delle labbra. and put perverse lips far from you. Questo ultimo versetto This last verse è molto importante is very important per ritenere la guarigione. so that you can keep the healing. Rimuove da te la perversità. Put away from you a deceitful. Cosa significa Mouth. perversità? What does it mean to be deceitful Quando or qualcosa, perverse lips? Perverse. quando qualcosa è cambiata del suo genere, When something is changed in its generics, è corrotta. it is corrupt. Se Dio ti dice una parola, If God tells you a io word, soltanto la devo credere all I need to do is e to believe continuare a dichiarare quella and parola continue to declare that word finché si compia. till it manifests. Sebbene sembra semplice, If it thinks it's easy, quei 4 versetti contengono la ricetta soprannaturale these della 4 salute verses divina. contains the supernatural and divine healing. È una ricetta potente It is a very powerful recipe che farà effetto su qualunque persona che la metta in pratica. that it will make the effect on every person who practices Ascoltami, it. Listen to me. se hai ricevuto guarigione If you have received healing attraverso l'imposizione delle mani, with the laying of hands, seguire questa ricetta if you follow this recipe, ti aiuterà a conservare quella guarigione. it will help you to keep that healing. Per conservare la To guarigione keep that healing, si deve lottare.
you need to Lottare. fight, battle. Fight. Yes, Si deve lottare you need to fight con il dubbio, with doubt, le parole negative, with negative words, il senso di quelle che stanno all'intorno di te, and with the things that they will say around you, che ti dicono non è vero, they will tell you that it is not true, tu sei matto, that you are mad, tu sei fuori di testa. that you have gone Si deve lottare, bonkers, and you need to keep on fighting. chiudere le orecchie That you have to open your ears. per non That- ascoltare quelle Close your persone ears so that you won't listen to those persons. e non ascoltare spiriti che ti And you ingannano. do not listen to spirits that are trying to deceive you. Perciò la Bibbia dice non deve udire a ogni spirito. And that is why the Bible says you don't have to take heed of the spirits. Vuole dire che gli spiriti parlano So it means that the spirits speak to you. e la tua testa And in your mind, sembrano pensieri, they are thoughts. ma se tu hai un pensiero, But if you have a thought, they seem to be thoughts. Yes. ma se tu hai un pensiero But if you have contro a la thought parola against the word of God che hai ricevuto, that you have received, che è scritta, that is written, quel pensiero non proviene da Dio. that thought is not from God. Lo deve You buttare, have to throw deve it away. chiudere le tue You orecchie have to close your e ears ripetere la parola. and repeat the word. Io lo faccio ogni giorno. I do it every day. Se hai creduto If you have believed di poter ricevere guarigione, that you have received healing, ma non ne godi ancora but you didn't see it manifest as yet, dei risultati, about the results, questa ricetta this recipe ti aiuterà a rimanere ritto fino ad essere completamente libero. it will help you if you keep on to it so that you will be finally set free. Bravissimo! Thank you, by the grace of God. Mi hai capito? Did you understand that? Ti renderà ritto It will help you Per- stand strong per prendere quella so guarigione. that you can take that healing. Ma se adesso godi di buona salute, But if you today are in good health, ti aiuterà a continuare così. it will help you to remain like Non solo durante un giorno that. It's not only for one day o una settimana, or 1 week, ma anche durante tutta la tua vita. but throughout all your life. Perciò la parola di Dio dice So the word of God in says, Giacomo 1,18, James 1:18. Giacomo, Santiago, sarebbe James, it would be James. Yes. Yes. Egli di la sua volontà No. Un momento, prego. Ok. 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 Of his own will, per mezzo della verità della sua parola, he brought us forth by the word of truth, così egli ha voluto che noi fossimo come primizie fra tutte le sue creature. that we might be a kind of first fruits of his creatures. Siamo la primizia di Dio. We are the first fruits of God. Alza le mani per favore. Yes, we are. Siamo la primizia di Dio. We are the first fruits of his Il diavolo creatures. lo deve sapere, The devil needs to know that così non ti puoi toccare. so that he will not touch you. Io Hallelujah. sono la primizia I am di the Dio. first fruit of God. Hallelujah. Quello che noi dichiariamo Whatever we declare è molto, molto is importante. very, very important Per capire come funge questa medicina, so that we can know how this medicine works. devi prima capire che la parola di Dio, You need to first understand how the word of God, oltre ad essere buona informazione, beyond being of good information, è piena di vita. it oozes life. Soltanto lo Spirito Santo dà la vita. Only the Holy Spirit gives life. L'uomo da solo non può fare niente. The man alone can do nothing. Gesù ha detto: fate invece attenzione alle mie parole, Jesus said, take heed to my words, perché vengono dallo Spirito di Dio because they come from the Spirit of e God danno la vita. and they give life. Le voleva dire una cosa. I wanted to tell you something. Quello che ha detto il pastore è vero. Whatever pastor said is true. A me non mi piace parlare di me, I don't like to speak about perché myself. se qualcosa riusciamo a fare, Because if we manage to do something, o se siamo qualcosa, or we do something, è Dio in noi quello it che lo is fa. God who is doing this. Non not siamo us. noi.
It's not us. Noi soltanto mettiamo il corpo All we do is we put our body e Dio fa l'opera. available so that God will do the thing. A me mi piace così tanto leggere. I like to read. Qualcuno dice che sono un storiatore, Some people say that I'm a historian. ma ti voglio dire in questa mattina, I want to tell you this morning, quando leggiamo la Bibbia, when we read the Word of God, non leggiamo un libro di we fantascienza don't read a science fiction book come i racconti di fate, like fairy tales. nemmeno uno religioso di costumbrismo. Religioso. Nemmeno, Religious, ecco, yes, come il Corano like the Quran o il Tripitaka di Buddha. or the book of Buddha. La Bibbia The Bible, non è un libro di favole it is not a fairy tale o di storie fittizie. or fictitious stories. Voi dovete sapere questo, You need to know this. perché a volte noi abbiamo la Bibbia It's because sometimes we have the Bible, e non sappiamo cos'è la Bibbia. but we don't know what actually Ma the la Bible Bibbia is. But the Bible È un libro is a book che contiene that contains i registri the registration, geografici, geographical registration, antropologici, and anthropological, scientifici, scientific, fisici, physical, chimici chemical, e genetici and genetic, più antichi della umanità. the most ancient of all La humanity. Bibbia The Bible è il libro is the book, più antico al the mondo. most ancient book. Aspetta, Stop. fallo dopo, aspetta. La stampante di Nuremberg, The printing di Nuremberg, in Germania, in Germany, Gutenberg, Gutenberg, yes. in It's Germania, here by our side. è stata fatta It has been done e inventata and invented soltanto for the sole per reason stampare la Bibbia. to print the Bible. È il primo libro al mondo. And this is the very first book. Ah, Gutenberg, there is a printing. ah. It's the one here. È il primo libro al mondo. It's the very first book. Non esiste un altro There doesn't exist any other prima one della Bibbia. before the Bible. La Bibbia, The Bible quello che hai tu nelle tue mani, that you have in your è hands il libro più antico al is the mondo. most ancient book of all. E ascoltami bene, Listen to me carefully. può essere provata It can be tried. la esistenza The existence di ogni re that for every king lì menzionato. that is mentioned in the book. Tutto quanto è detto nella Bibbia Everything that is mentioned in the Bible può essere confermato can be confirmed dalla scienza, that from science, dall'antropologia, from anthropology, dell'archeologia. from archaeology. Davide, David, Ciro, Chiru, Nabucodonosore, Nebuchadnezzar, il Cyrus, faraone, the Pharaoh, Giuseppe, Joseph, Abramo, Abraham, gli imperatori romani the Roman emperors che stanno nominati nella that are Bibbia mentioned in the Bible, hanno esistito they veramente. truly existed. Amen. Ora sì che lo puoi fare. Hallelujah. Non c'è un libro There is no one book come la Bibbia, like the Bible, perché la Bibbia because the Bible è la parola di Dio. is the word of God. Hallelujah. Al di là di questo, Apart from this, la Bibbia the Bible è Dio fatto libro. is God made book. È Dio fatto libro. Is God made book. In il principio era la parola Because at the first there was the word. e la parola era con Dio And the word was with God. e la parola And the word era Dio was God. e la Amen. parola And the word si è fatto libro. has been done as a book.
che tu lo puoi portare con te. so that you can carry it with you. Lì tu puoi ascoltare ogni consiglio di Dio, You can listen to every counsel of God di from ciò it. che possiamo essere sicuri And that is what we need to be è sure del of, fatto che la parola di Dio is the fact that in the Word of si God, compie it accomplishes, e che attraverso essa and according to it, e dal niente and from nothing, Dio costruì l'universo. God created the universe. La parola The Word si regge is holding on su se stessa on itself, e sorregge and it holds tutto, everything. tutto. Everything. Essa non ritorna a lui vuota It doesn't go to him void, e raggiunge lo scopo per il quale Dio l'ha mandata. and it accomplishes everything that God has sent it to do. Raggiunge lo scopo per quello Dio l'ha mandata. And it always accomplishes everything La that it domanda has been è: sent forth. And the question is, Qual è lo scopo per cui è stata what mandata? is the purpose of it? Per cosa è mandata la parola? For which reason it has been sent? Il libro di Salmi dice: The word, the psalm Dio says, God ha inviato la sua parola has sent his word e ti guarì. and he healed you. Amen. La parola di Dio The word of God è stata mandata has been sent per guarirti. to heal you. Per To guarirti. heal you. Hallelujah. Capire questo If we understand this, farà la differenza. we'll do all the difference. Sarà perciò che lui disse: And this is how he said it. Presta attenzione alla mia parola. Take heed to my word. Ricordala. Remember it. Ricordala. Remember it. Parentesi. In brackets. Cosa ricordi tu? What are you remembering Ora, right now? il piatto di pasta, ravioli. The plate that you're going to eat soon? Ricordala. Remember it. Dichiarala. Declare it. Quando finisce questo andiamo a prendere la pizza. When we're going to finish this, let's go for a pizza now. Yes, we like pizza. Ricordala. Remember it. Dichiarala. Declare it. Confessala. Confess it. E custodiscila. And take it as your own. E ti dirò una cosa. And I will tell you something. Ti guarirà. It will heal you. Ti guarirà. It will heal you. Ricordala, dichiarala, confessala. Remember it, confess it, declare it, Custodiscila nel tuo and cuore make it your own in your heart, e ti guarirà. and it will heal you. La parola di The Dio word of God fornisce vita, will give you life. guarisce It will heal you, e libera. and it will set you Egli free. mandò la sua parola And he would send forth his e word, ci guarì. and he healed us. Mi ricordo una volta, I remember one day, perché veramente per quello che io prendeva l'aereo, when I was taking an aeroplane. siamo stati in più di 42 nazioni nel mondo, We have been more than 42 nations in the world, era per fare giustamente and this, we were trying to do crociate di this. guarigione. We're going to go to crusades of healing Era in Porto Rico, in Puerto Rico, stava predicando giustamente, and we were preaching stava al centro della città at the center of the city, e a me mi piace camminare and I like to walk, per fare esercizio. and I like to make exercise. Ora già sono 2 o 3 mesi che non lo faccio, ma normalmente faccio 8-9 chilometri al giorno. I do 8 to 9 kilometers every day, but I've been 2-3 months that I A didn't do piedi. it by foot. E io avevo uscito a And camminare, I went to go to walk, basically. stavo facendo la crociata, I was doing the crusade, all'improvviso ho sentito un dolore, and all of a sudden I've heard a pain. è un nervio That was a nerve. che va, il ciatico, The sciatic nerve
ma era un dolore che non poteva neanche appoggiare la gamba. But it was so an excruciating pain that I couldn't Era più o meno a put my 5 foot. chilometri dall'appartamento. And it was like I was 5 kilometers away Non from aveva the telefono. apartment. I didn't have any E non era phone, nessuno con me. and there was no one with me. E non aveva soldi And I didn't have any money perché aveva uscito a camminare. because I went for a walk without anything. E io ho detto, come torno? And I said, how would I go Come back? mai posso tornare How ora can I go back con questo dolore? with all this pain? Io già lo conosceva, But I knew perché a it volte quando mi dava quel dolore because previously when quel this nervio pain came, this nerve, doveva rimanere 4-5 giorni senza andare. and I couldn't walk for 4 or 5 days. La mia testa So my mind ha cominciato a girare. was starting Non to posso camminare, think. I couldn't walk. non conosco nessuno, I don't know non ho anyone. portato il telefono. I didn't E bring ora the cosa phone. faccio? What shall I do now? All'improvviso But all of a sudden, una voce in la testa mi dice: a voice in my head told me, ma cosa stai facendo? what are you doing? Per cosa sei venuto? For what reason did you come here for? E ho cominciato a dichiarare Proverbi 4, 20, 24. And I started declaring Proverbs 24, 20, 24. Porterà guarigione a tutto il mio corpo. It will bring healing over all E my ho cominciato ad body. andare. And I started going. Porterà guarigione. It will bring healing over all tutto my il mio body. corpo. Over all my body. Dopo del quinto, sesto passo, By the fourth and fifth pace il I've dolore è done, sparito and all e mai all è the pain has tornato. gone and it never came La back. parola è venuta Because per the guarire word la came tua to vita. heal your life. La deve credere. You have to believe it. Cosa stai facendo? What are you doing? Sentiamo un po' di dolore When we feel a bit of pain, e diciamo, I said, oh, questo sicuro è un cancro. this might be a cancer. Già, subito. Like at an instance. Per cosa mi è venuto questo? But why it's happening this to me? Vattene via nel nome di Gesù. Go away in Jesus' name. Ma cosa stai facendo? What are you doing? Dobbiamo ascoltare la parola. We need to listen to the word. La parola di Dio ci fornisce vita The word of God will give us, will supply us with Guarisce life, will give healing e libera, and sets free. poiché la parola dell'Eterno è diritta Because the word of the eternal E one is tut- life, e tutta la opera sua, and all his works, ti dico un segreto, I will give you a secret, è fatta con fedeltà. is done with faithfulness. Dio non si tornerà indietro di quello che ti ha detto. God will not go back from what he stated. Se Dio ti ha portato fine ora, If God has put you to this ti point, porterà fine alla fine nelle sue he mani. will take you till the very end. Hallelujah. Hallelujah. Dio non si dimenticherà mai di quello che ti ha promesso. God will never forget what he has promised. Ogni volta che tu lasci entrare la parola dentro il tuo cuore, Every time you let the word of God come into your heart ci credi and you believe e it agisci and you action it nel rispetto di essa, in its respect, si libera dentro di te it will reveal in you la propria vita di Dio, the true life of God. il suo spirito. His spirit. Quella vita In that life cui Gesù fece riferimento, that Jesus referred to, sicuramente for sure, qualche volta hai letto dei versetti biblici maybe you have read some biblical verses sulla guarigione about healing o sullo Spirito Santo. or about the Holy Spirit. Forse le conosci così tanto bene Maybe you know them by heart, come il tuo proprio nome, like your name. ma deve sapere But you have to know che ogni opportunità that every opportunity che tu
dici questi versetti, that you state these verses, iniettano vita dentro del tuo they essere will inject life into your being. e amministrano la medicina di Dio And they will minister the medicine of God nella tua carne. into your flesh. Tutto questo è All reale this is true and it's real. perché lui disse: Because he le said, mie parole my words, sono spiritu they are spirit e sono vita. and they are life. E la parola è come un seme. And the word is a seed. Cioè la parola è piena di potere, The word is full of power è attiva, and it is active energizzante and it is vitalizing ed ha efficacia. and it is effective. Detto in un altro modo, And stated in another way, la parola di Dio ha the il word potere of God has the power di compiersi in se stessa. to be accomplished in itself. Quando tu hai seminato la parola When you have planted the della word nuova nascita of the new birth dentro il tuo cuore, inside your heart, ci hai creduto you have believed e hai agito sulla base and di you have essa, acted on it. quella parola That word ha liberato dentro di te has unleashed inside of il you the potere power di nascere di to nuovo. be born again. Hallelujah. Essere fatto una nuova creatura Made as a new being, vuole dire that means sei nuovo. that you are new. Il tuo passato Your past non ti appartiene, has gone. non ti appartiene. It's not yours any longer. Il tuo passato The past, non è tuo. it's not yours. Tu sei fatto una nuova You creatura. have been made a new creation. Hallelujah. Mi hai capito? Did you understand? Quanto di voi conoscete la farfalla? How many of you know about the butterfly? Non vedo nessuna mano. Ah, grazie. No, se non l'hai conosciuto facciamo una foto, non lo so. Quanto di voi conoscete la farfalla? How many of you know about the butterfly? Butterfly. fun fact. Ascoltami, la farfalla The butterfly è l'unico animale al mondo, is the only animal in the world, insetto in veramente, insect, to be che exact, cambia that changes 3 volte 3 times di DNA. its DNA. Prima è un verme, First, it's a worm. dopo si fa crisalida. Then it becomes a cocoon. Come cocoon Sì. ha un diverso ADN del verme. Has a different DNA from the worm. E quando esce come farfalla And when it brings forth as a butterfly, ha un diverso ADN it's another DNA, different del DNA cocoon e del del verme. cocoon and del verme. Mai tornerà And it will never go back a essere un verme. to become a worm. E tu mai And you tornerai will never go back a essere quello che eri to Adam. be what you used to be. Hallelujah. La tua vita Your word, your cambiata. life is changed. per sempre. Forever. Anche se te puoi sentire come verme, Even if you feel like a worm, perché quello è il problema dei cristiani. and because that is the problem of every Christian. Sono farfalli, They are butterflies, ma pensano come verme. but think that like worms. True. Ancora. Non hanno capito quello che Dio gli ha dato. They didn't understand what God has given Non hanno them. capito quello che Dio ha fatto. They didn't understand what God has done. Tu sei guarito. You have been healed. Hallelujah. Per te è una parola. For you is a word. Per me è una realtà. For me it's a reality. Mi hai capito? Are you understanding this? Dio sta guarendote ora. God is healing you right now. Il tuo corpo. Your body. Quello che sono venuti con dolore. Those who have come with any Il dolore pain, tuo è sparito ora. that pain has been gone now. Cercalo. Try to find it right Cercalo. now. Right now, do it. E guarda che non c'è. And there is no pain right now. Try it out. Fai tutto quello che non poteva fare. Do something which you Perché quello previously che couldn't guarisce è do. la parola. Because what heals is the word. La parola The guarisce. word heals. Mi hai capito? Are you understanding?
Io era in la crociata di I guarigione was in this healing crusade in Porto Rico di in nuovo Puerto Rico, e una donna stava ascoltando per la and one radio woman was listening to the e quando ha radio, ascoltato che la parola la guariva and when she was listening, the word was healing her. si è andata al bagno She went to the bathroom, e quando si è seduto nel bagno and when she went on the toilet, ha buttato una bolla come una naranja. she Arancia. threw like a lump, like an orange. Si è spaventato, She was l'ha really, preso she was really e l'ha portato al afraid, dottore and she subito. took it to the doctor Il immediately. dottore l'ha messo su chirurgia The doctor took it to per surgery guardare so that e le ha they can detto: inspect it. senti, chi è che ha fatto questo intervento? And he told her, who did this intervention? Quale? Which intervention? Qui c'è un intervento con laser There is an intervention with the e ti hanno laser. tolto questo tumore. And they removed this Chi lo ha tumor. fatto? He did this. Who Le hai did detto this? nessuno. No one did Io this. sono andato al bagno I went to the bathroom e questo è accaduto. and this fell. E lei è venuto l'altro giorno, And then she came the other day lì dove stavamo facendo where we la were doing the la crusade crociata, per raccontare la so that testimonianza. she can say the testimony. Tu non hai bisogno delle mie mani, You don't need my hands. anche se vuoi te la posso anche dare. I can give it to you, of course. Tu hai bisogno di credere la parola. All you need is to believe the word. Amen. Di quello hai bisogno. That is what you need. Di credere quello To che Dio ha believe fatto. what God has done. Perché così dice la Bibbia. Because that is how the Per la Bible says. parola By the word, lui guarì he healed a ogni malato. every sick person. Quello che ti guarisci He is the one who è la heals. parola. What heals is the word. Per le sue piaghe By his stripes and by his, io sono guarito. he is healed. Quanto di voi lo potete dire? How many of you can say Per that? le sue piaghe io sono guarito. By his stripes we are healed. Per le Hallelujah. sue piaghe io sono By his stripes guarito. we are healed. Perché lui lo ha promesso. Because he has promised it. Hallelujah. Se tu semini la parola If di you guarigione plant dentro il tuo cuore, This seed into your heart. bravo. Praise God. Se tu semini questa parola If you plant the seed into your heart di guarigione of healing nel tuo cuore, in your heart, ci credi you believe e agisci and act on it sulla base di essa, on its basis. questa parola This word libererà will liberate you. il potere di It will guarigione di liberate Dio the power of the healing e of God. tu sarai pieno And you will be fulfilled dell'Spirito with Santo. the Holy E Spirit. questa mattina Then this morning, ogni cancro every è cancer guarito nella tua is vita, healed in your life. ogni malattia Every other disease è guarita nella tua is vita healed in your life. e non la guarirà un uomo, And no man will heal la it. guarisci la parola dentro di te. But the word that is activated in you. Hallelujah. Amen. Credere, Believe, dichiarare, declare, confessare, confess, custodire. and make it your own. Io sono guarito. I am healed. Io sono guarito. I am healed. Non importa. It doesn't matter. Io posso continuare con il dolore. I can continue with Quando the tu pain. vai al dottore, But when you go to e ti the dà la doctor, pillola, he will give you the tu ti pill. prendi la pillola, You get the pill. subito sparisce il dolore? All pain is gone? No. La infiammazione The inflammation. scende subito. Inflammation will No. go away immediately? No. Ti deve prendere una You need to take e one, un'altra another, e anche un'altra. another. E al di là il secondo giorno And from the second day onwards, comincia a scendere the inflammation e il starts to go dolore down. comincia ad andare via. And it starts to go down and to be released. Tu devi prendere la pillola della fede. You need to take the pill of faith. Hallelujah. Tu devi prendere la pillola della fede. You need to take the pill E of se faith. ancora il dente della malattia And if you have the tooth ache, continua a avere dolore, to have pain on non it, ti preoccupare. do not be afraid. La pillola della fede The pill of faith già ha cominciato a is already gestire at la work, sua guarigione and nella it is tua already vita. been activated in your life. Amen.
Questa è la verità della This parola. is the truth of the word. Non Hallelujah. c'è un altro. There is no other truth. Dio riempirà la tua vita del suo spirito. God will fill your life with Cosa His Spirit. significa fede? What it means to be in faith. La parola fede Faith in means, greco, in Greek, ipostasi. is ipostasi. Cosa significa? What does it mean? Certezza It's the certainty di cose of things che si sperano, that are hoped for, convinzione della realtà and they condition reality che non si vedono. that they are not visible. Ipostasi Ipostasi è quello che ti fa, come si dice? Aspetta. No. Ipostasi significa la scrittura della proprietà. Quando tu vai al... the will, no, notary. Ecco, quando tu vai al notario When you go to the notary e ti chiamano and they call e you, ti dicono il tuo nonno the will, ti ha, testamento. ti ha lasciato una casa They left a house. di fronte al mare. They gave you an hereditary. Tu non sei andato mai, vero? You never went, right? Ma è tua. It's mine, but it's mine. Tieni. Thank you. Okay. Okay, that's mine. Hallelujah. Yes. È vero o non è vero? Testament. It's a testament. Non l'hai testament. visto? No, Deed. It's a title deed, yes. no, non l'hai visto? You didn't see it. Non sei mai andato? You never went there, Ma ti hanno dato but they gave it to you. Man. il notario In the notary, ha fatto la scrittura they may have done the scripture, e ti ha detto questa è tua. and he told you, this is yours. Tu non sei andato mai You never went there, e mai l'hai visto, and never seen it, ma è lì. but it's there. Tu quando esci dal notario, When you go out from the notary, che dici? what do you say? Ho una casa I have a house di fronte al mare, in front of the sea. è mia. It's mine. Qualcuno può venire Someone can come e dirti, and tell you, quella è una bugia. quello che? Bugia, mentira. That is the a lie. This is the lie. No, non è una bugia, è vero. This is not a lie, it's true. Ma tu l'hai visto? But you've seen it. No. No, not a, Sei andato? you went there? No. No, È una bugia. it's a lie. No. No, Perché il notario me lo ha detto. because the notary has given E this io to me, ho questa la scrittura. and I have this writing, and it's Io written. ho una casa. I have Io ho la prova di che ho la casa. I have a proof that this is, I have a house Io now. sono guarito. I am healed. Hallelujah. Io ho la prova di che sono I have guarito. a proof that I am healed. Yes. Perché lui Because him, è il mio notario. he is my notary. E lui Hallelujah. ha detto, And he said, sei guarito. you are healed. Hallelujah. Ci sarà qualcuno che ti dirà no, non è vero. There will be someone who says, it's not true. Quello è una bugia. That is a lie. Ma tu But you puoi essere can be. così forte You can be per dire strong, no. so strong to say no. Io ho la prova. I have the proof. Il suo sangue è sparso per me. His blood that has been shed for me. Le sue piaghe mi hanno guarito. His stripes have healed me. Questa mattina This morning, la guarigione di Dio the healing of ti God porterà will take you al posto dove tu in poi the- vuoi in andare. the place that you want to be. Magari tu puoi dire, Maybe you can say, ma pastore, but pastor, io ho conosciuto delle persone che sanno la Bibbia a I memoria, have known persons who knew the Bible, ma non sono My state heart. guarite. but they weren't healed. Certamente. Of course. Comunque, Of course. se leggi However- bene la ricetta di However, if you read the recipe, ecco, se leggi bene la ricetta di Dio, the recipe of God, ci troverai che non si fa mai menzione di conoscere la Yeah. Bibbia it never mentions the fact that you to know the Bible a memoria, by memory. ma sì But yes, ci raccomanda but it recommends di fare attenzione to be attentive alla parola di Dio for the word of God e di lasciarla entrare in and te. leave it enter you with revelation. Amen. Questa parola può essere soltanto un altro messaggio.
This word can be another message. ma può essere anche il seme che entra nel tuo cuore. But also it can be that seed that will enter into E your tu heart. cominci a dire amen, è And you vero. can start saying amen right Dio now. mi ha Amen. guarito, God has Dio healed mi ha me. guarito. God has healed me. Non me ne importa quello che mi I don't dicono. care what others say. Dio mi ha guarito. God has healed me. Noi abbiamo visto tante, ma tante We testimonianze. have seen a lot of testimonies. Eravamo appena un bimbo, There piccoli, was a little 19, child 20 anni, 21. Io e la mia moglie 21 years ago. eravamo alla metà di una crociata di We were in guarigione the middle of a healing e la nostra crusade, figlia si è and my- ammalato. and our child was sick. Ha sceso la metà del peso She has been gone down by half the weight in 15 giorni. in 15 days. Era al dottore And she went to the doctor, e il dottore ce l'hanno dato in mano and the doctor gave him to e ci hanno our detto hands, così: and she told, and they portala, told her, portala con te, take her with you. è meglio che mora con te, It's better that she dies with perché noi non sappiamo cosa ha you, because we don't know what she has, e sicuramente la vanno a studiare. and we need to study it more. Portala con te. But take it with you. Noi Take her with you. eravamo due bimbi, We had 2 children. due ragazzini. We were 2. La nostra fede We were young. And ci but aveva our fatto faith, da parte della nostra famiglia. that has been part of our family, Nessuno era credente. no one was a believer. Così che non avevamo mamma né papà al fianco. We didn't have our parents with us. Stavamo tornando a casa a We were piedi, going back by foot, piangendo, crying. piangendo. Siamo arrivati a casa, We went back to home. abbiamo messo la nostra bimba nella We have culla, put our little child into the cradle, era griscia. Le labbra erano and chiusi the lips were closed. e fetida. C'erano già 4 giorni che non mangiava She didn't eat for 4 e non days. beveva neanche And she acqua didn't even drink. e non poteva aprire neanche le She couldn't occhi. even open the eyes. E noi eravamo lì nella stanza And we were there in the guardando room. la nostra figlia We were looking at our e cominciamo a child, pregare. and we start praying. Signore, Lord, oggi, today, se tu te la porti via, if you take her with you, noi continueremo a credere we will continue to e anche a believe, predicare la tua parola. and we will continue to preach the word. Ma oggi But today, te la porti via if you take her away, o la lasci. or you leave her here, Soltanto ti chiedo una cosa, I will ask you one thing, Lord, che lei possa aprire gli occhi una volta in più that she will open her eyes only once again, e che ci possa fare un sorriso. and she will laugh at us. E la nostra Smile. figlia si è messo così le 4 mani, And ha fatto così, and she looked at ha us. aperto gli occhi, ha She fatto un opened the sorriso, eyes, she made a smile, è morta. and she's died. E il nostro cuore And our heart si è spezzato. has been broken. Un grido, There was a scream. "Ah!" There was a scream in our hearts. Un dolore così It was profondo. so painful, so painful. All'improvviso guardiamo la culla All of a sudden, we look at e the vediamo cradle, come la sua pelle comincia a essere di griscia a rosa. and we all of a sudden E we see all'improvviso her fa, flesh "Wow!" taken their life, E si prende della culla e comincia a ridere. We took the cradle and e we started risuscita davanti ai nostri occhi. she was resurrected in front of our eyes. Io credo nel Dio della resurrezione. I believe in the God of the resurrection. Io credo Hallelujah. nel Dio I della believe. guarigione. I believe in the God Io of credo nello resurrection. stesso Dio che ti può guarire ora. I believe in the God that can heal you right Chi now. ti ha guarito That ora. he has healed you now. E se qualcuno di voi ha bisogno di guarigione, mettete in piedi pronto, And presto. if you need healing right now, Mettiti stand in up right piedi. now. Stand up right now. Hai bisogno di guarire, mettiti You in need piedi. to be healed right now. Se Stand tutta up. la Chiesa si mette in piedi, siamo inguaiati, perché sono tutti malati. Are you all sick? Soltanto quelli che hanno bisogno di guarire. Only the ones who need to be healed have to stand up. The other ones, please sit down. the ones who don't need any healing, please sit down.
Ma quelli che hanno bisogno di But those who guarigione, need to be healed, stand up, please. stand up. Ok? Quelli che si hanno alzato, per favore, passate avanti. La stesso appello. Ok, sedutevi. Voleva dire anche quelli che si stanno guardando attraverso di YouTube, a And quelli che ci seguono, I also want to address those on YouTube. a quelli che ci seguono attraverso They di la are rete following sociale us into the social e media. anche a quelli che stanno qua. La And vera, even here, those who are here, ascoltami bene, listen to me carefully. la vera domanda che ti deve fare, the true question that you need to ask yourself la vera domanda the true question è questa: is this. se Dio esiste, If God exists, questa è la domanda. this is the question. Se Dio esiste, If God exists, tu lo vuoi conoscere? do you want to know him personally? Quella è la domanda. That is the question you need to ask. Perché se Dio non esiste Because if God does not exist e tu dici che lo vuoi conoscere, and you want to know him, cosa succederà? what will happen? Niente. Nothing. Ma se Dio esiste But if God exists e tu dici io ti voglio conoscere, and you say that you want to know him personally, io ti dico I tell you che Lui that he sarà presente nella tua vita, will be present into your life. perché Lui mai Because he never lascerà una parola will senza release a word rispondere. without answering. Perciò la vera domanda a quelli che So, ci stanno vedendo The true question is for e you anche a who are quelli che looking stanno qua, and even those who are here, la vera domanda è the questa: true question is this. se Dio esiste, If God exists, tu lo vuoi conoscere? do you want to know him? Se Dio esiste e lo vuoi conoscere, If God exists and you want to know him, voglio vedere la tua mano. I want to see your hands. Che fai così? I want to see your hands. Se Dio esiste If e lo God vuoi exists conoscere, and you want to know him, alza le tue mani. Soltanto quello. raise your hand. No, mantenla così. No, Keep a your volte, hands a up. volte noi pensiamo che noi credenti Sometimes tutti we as believers believe, conosciamo a Dio, we ma know io ti dico God. di no. But I can tell you it's not the truth. Sono tanti che vengono alla There chiesa are many who come to church perché vengono alla chiesa, because they come to church, ma non sanno se veramente Dio esiste. but they don't know that truly God exists. Quella è la domanda. That is the Se question. Dio esiste, If God exists, tu lo vuoi conoscere? do you want to really know him? Alza le mani. Raise your hands. Ok. Anche tu che mi stai guardando attraverso di YouTube. Even those who want to who are listening at E ripete YouTube. con me. Repeat with me. Signore Gesù, Jesus, se tu Lord, esisti, if you exist, io ti voglio conoscere. I want to know you. Ti chiedo I ask you che tu ti puoi rivelare that you will reveal yourself nella mia vita. in my life. E se tu ti riveli nella mia And if vita, you reveal yourself to me, io ti seguirò I will follow you e io ti servirò. and I will serve you. Ti dono il mio cuore I give you my heart e ti accetto come il mio and I Salvatore. accept you as my Savior. In il nome di Gesù. And in the name of Jesus. Amen. Amen. Ora quelli che hanno bisogno di guarigione, All those who need healing, che hanno alzato prima, that they have stood up, venite avanti per favore. come Faremo in una front. preghiera ora. Come in front. Signore, tu sei buono.